Una valutazione sul voto del 6-7 maggio, dove l'UDC un po' è stato il punto di riferimento ma anche di rottura rispetto ai vecchi schemi della politica. Lei è il coordinatore provinciale appunto del partito. Ma mi pare che vengano fuori due dati fondamentali, cioè cresce il partito della protesta e cresce misurato nel voto che viene captato dai grillini in particolare, in una certa porzione anche da Selle, e cresce il partito della responsabilità, cioè cresce l'UDC di Casini. Cadono il PDL, cade il PD, cade vulcanicamente la Lega, un meno 67% che è veramente sonoro, e cade anche Italia dei Valori. Per cui il voto che perde Italia dei Valori in qualche misura viene intercettato sempre a sinistra da Grillini e da Selle. Ne esce che cosa? Un'indicazione che è necessaria, cioè andare oltre l'archiviazione del berlusconismo che è potuta accadere grazie anche al terzo polo, e bisogna andare oltre il terzo polo, cioè aprire una costituente dei moderati che ristrutturi la politica nel paese. Adamo e Zambuto sono stati due che insomma, vanno al ballottaggio, entrambi dell'UDC. Ecco, come vi muoverete ora, specialmente ad Agrigento? Quale sarà la linea di condotta dell'UDC ma anche di Zambuto che fa riferimento al vostro partito? Ma credo che Zambuto già al primo turno, avendo raggiunto un risultato rotondo che in qualche misura, forse qualcuno diceva vanitosamente, ci eravamo affrettati a dire, che poi le urne hanno confermato, non possa che seguire quel percorso che ha iniziato, cioè lungo quel diciamo, sostegno che è venuto fuori da una lista civica e dall'UDC, proseguire innanzi confrontandosi con la città senza ammiccamenti di altra natura, ed è questo conseguenziale alle cose che ho appena detto. Quindi va da solo e si presenta agli agrigentini e agli agrigentini chiede di essere votato. Credo che nella sostanza non dissimile la posizione di Giulia Adamo. E lei ha fatto una proposta a proposito appunto di ripartire l'economia, di togliere gli investimenti dal patto di stabilità, che sarebbe chiaramente una cosa importante. Ma credo che sia inevitabile, cioè è paradossale. Io porto l'esperienza della mia municipalità, ma che non è diversa da tante altre municipalità. Cioè è possibile che noi, comune virtuoso, che abbiamo le risorse finanziarie per poter investire. Io sono tra quelli che dico facciamo le pulci alla spesa corrente, risparmiamo, ed è un'espressione forte che utilizzo anche sulla carta igienica oltre che sulla cancelleria, ma gli investimenti li dobbiamo realizzare perché portano benessere, migliorano le città, mettono in giro risorse utili e virtuose, e allora se noi li inseriamo all'interno del patto di stabilità ci troviamo di fronte alla condizione che io sto vivendo, cioè ho i finanziamenti per poter realizzare opere, o opere iniziate, e alcuni me li stanno anche bloccando perché dice ma siccome con il patto di stabilità i comuni non, pur avendo le risorse non possono pagare, io fermo i lavori. È una cosa che ci fa morire di inedia.